gioca a sinistra dove c'è Eliotti, alza la testa Eliotti, il movimento in avanti di Succi, si va invece dietro dove il numero 8 prova la conclusione e fa bene perché trova il gol dell'1-0, magia di Parroni che sblocca il risultato dopo 4 minuti, Bacci 0, Roma 1, ha segnato Parroni. Sul punto di battuta sempre Parroni che con il destro scheggia il palo, la palla va sul fondo, conclusione ancora magistrale di Parroni. Ha provato a metterla in mezzo il numero 3 Oliva e ora gioca per Parroni, l'avversario davanti a lui, Paoloni libera comunque il destro di poco a lato. Così alla fine del primo tempo, ma è solo il primo corner della partita. Giocato corto, pallone in mezzo, la botta di Parroni, di poco a lato. Sembra intenzionato Parroni, va infatti il numero 8 con il destro. Pallone che non si abbassa a sufficienza, è alto sulla traversa. Con il destro, vediamo chi andrà, sembra intenzionato Parroni, così è, il destro deviato. Merciaro ci mette i pugni e la manda in calcio d'angolo. Conclusione pericolosa qui di Parroni. Parroni gioca in verticale, Succi il destro improvviso, palo esterno e palla fuori. Grande conclusione qui di Succi.